per far cambiare anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia, tu dagli calore, basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia e calore, quando ti accorgi che hai bisogno di una spinta e c'è qualcosa di importante che ti manca e non è addosso la tua solita grinta e che ti svegli come se fossi già stanca e vai spedita a preparare un caffè doppio e se non basta dopo provi con la doccia ma poi lo senti che non parte quello scoppio che è come il tuono poco prima della pioggia e fai pure come me con la canzone che ti fa star bene e fai pure come me non chiederti perché alza il volume basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore anche se è un leggero barlume tu dagli fiducia, tu dagli calore basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore anche se è un leggero barlume tu dagli fiducia e calore hey! Che pratico ogni mattina, che più di un metodo per me è una vera terapia, molto più forte ed efficace di ogni medicina, guarisce salva dalla tristezza e dalla nostalgia e non mi importa della vicina di quello che potrei mai pensare, che tanto lo so cosa pensa di me, sono un tipo particolare, in fondo le sono simpatiche infatti a volte la sento cantare la stessa canzone che ascolta che grazie al volume la fa spensierare e fai pure come me con la canzone che ti fa star bene e fai pure come me non chiederti perché alza il volume basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore anche se è un leggero barlume tu dagli fiducia, tu dagli calore e buongiorno, buon sabato 22 settembre cari amici, buongiorno Barletta Vest, buongiorno, come state? E oggi è la notte bianca, il giorno della notte bianca. Quest'anno è molto culturale, speriamo che va tutto bene, vi raccomando parcheggiate dove dovete parcheggiare perché poi a un certo orario sicuramente non troverete parcheggio. Ah, vedete che bello scorcio, è la porta del paradiso. Buongiorno Barletta, buongiorno cari amici, buongiorno a tutti, buongiorno. A me l'umore me lo fa cambiare solo la mia mamma, se la mia mamma sta bene il mio umore è a 1000, ma se sta male grazie. Non so se vi siete accorti del sole, c'è un bellissimo sole stamattina, siamo a 21 gradi, bella questa zona, bella. Ogni tanto dobbiamo fare qualche strade nuove, anche se a volte il segnale va e non va. Noi siamo vicino alla cantina della Disfida e dicevo stasera è molto culturale, cioè chi si vuole fare un po' di cultura può farla perché è tutto gratis, andare al castello, andare al Palazzo della Mare, andare dove c'è cultura e di culture ce ne abbiamo tantissime a Barletta, cultura e soprattutto storia, perché a noi basta un po' di volume e tutto si risolve, E allora un buongiorno a chi lavora e chi sta lavorando, buongiorno ragazzi, buon lavoro, e un buongiorno a chi sta bello, rilassato dopo una settimana di lavoro, un relax totale. Ragazzi, divertitevi.
Ciao Raffaele, buongiorno, ciao Vicky, ciao Gaetano, ci sono tanti Aldora, ho visto, Domenico, ciao ragazzi. Poi abbiamo lui, il grande papà, che bello, che bello, che bello, Raffaele, ciao Donato Corvace. Che te ridi, Donna? Che te ridi? Facci ridere pure a noi, Donna. Perché stai ridendo? Ho detto qualcosa di sbagliato, Donato? E questo è il metodo che pratico ogni mattina, che più di un metodo per me è una vera terapia, molto più forte ed efficace di ogni medicina, guarisce e salva dalla tristezza e dalla nostalgia, e non mi importa della vicina di quello che potrà mai pensare, che tanto lo so cosa pensa di me, sono un tipo particolare, in fondo le sono simpatico. C'è sì, Lello. Madonna. E lavori come te. Un saluto a Pepsi, autore di questa bellissima canzone, proprio bella. Io ragazzi non è che leggo tanto bene, perché non ho gli occhiali, allora quando non ho gli occhiali purtroppo non vedo tanto bene. Brava, brava, ma la macchina cammina acqua, ma io questo è un servizio che do gratuitamente a voi cari amici, specialmente gli amici che state fuori, quelli che stanno fuori, che per loro vedere la propria città anche in un telefonino, in un monitor, è sempre bello tenere aggiornati. Ecco perché Barletta West ha avuto successo, specialmente con i barlettani che state fuori. Antonio Piccolo, buongiorno Fratom. E voglio salutare tutto lo staff di Barletta West, a chi anche dà una virgola per Barletta West lo ringrazio sempre. E io vado a lavorare, Un saluto a mio fratello Giulio, che è nata la piccola Giulia, è diventato la seconda volta nonno. Auguri ai genitori, a Luana e Marco, auguri di vero cuore, veramente ragazzi, oggi come oggi mettere su famiglia e fare figli è veramente un'impresa, perché il mondo che stiamo attraversando non è bello. Chi capisce il tuo balcone, anche se qualcuno, spendo due parole per quella persona che dice che non sta bene con la testa, ok, però non sta bene neanche che deve stare in casa, se uno che ti fa la pipì dal secondo piano e scende vuole fare anche di fatto, cioè non è normale ragazzi, non è normale. Per quanto riguarda, lo so che per quanto riguarda quelle malattie, quelle cose, non bisogna farsi mai grandi, però c'è anche da dire che non è giusto neanche per chi sta dall'altra parte subire queste cose, perché prima c'erano i manicomi aperti, c'erano delle case di cura, ora hanno chiuso e stanno tutti sparsi. Ripeto, è un discorso molto ampio e molto delicato, soprattutto molto delicato, molto delicato. E con questo vi saluto e vi auguro una buonissima giornata, un buon sabato. Io la penso così, purtroppo è così, dai, è brutto dire, ma è così. Io vi auguro il meglio del meglio, ragazzi, ciao, buon sabato, buona notte bianca a Barletta, vi auguro di divertirvi, noi staremo in giro, cercheremo di fare delle dirette, anche se è difficile farle perché quando c'è tanta gente il segnale si abbassa notevolmente, perché se ci sono tantissime persone a fare le dirette, anche se il server che dà
questo bellissimo mezzo per fare le dirette si abbassa notevolmente e a volte va e non va. Beh, prima che mi ingarto come al solito, io vi auguro sempre il meglio del meglio. Ciao a tutti, ciao Gina, ciao Donato, ciao al grande Antonio Piccolo Fred e a Vicky. Un bacione a tutti. Leila, ciao!